Cosa hai fatto oggi? Sono andata al mercato come ogni lunedì. Stavolta però mi sono posta molte domande sul mercato e le sue origini. Devi sapere che nella mia famiglia è tradizione partecipare alla rievocazione storica del mercato tienese, quindi sono un'esperta sul campo. Veramente? Potresti dirmi da dove nasce tutto ciò? Esiste un antico documento che recita così: Udita la pia e fedelissima supplica della comunità degli uomini di Tiene, dato che sempre si sono condotti fedelmente e specialmente al tempo della guerra teutonica, e dato che il luogo stesso di Tiene è molto popoloso, ma si trova in massima povertà, si faccia un mercato nel solo giorno di lunedì, poiché in tale giorno non vi è mercato nella città di Vicenza, al quale mercato tutti possono accedere ad onta di qualunque debito privato, né si possa per tali debiti essere arrestati, come osservato in altri mercati del distretto vicentino. Dunque, iniziamo il nostro tuffo nel passato? Sì, ma dove mi porti? All'antico Maglio di Breganze, dove il fabbro del paese fabbricava gli attrezzi che poi venivano venduti al mercato di Tiene. Oggi il Maglio di Breganze è parte del nostro patrimonio culturale. Si tratta infatti dell'unico maglio d'Europa conservato integralmente. Un altro prodotto presente al mercato erano le corde, la cui lavorazione iniziava dalla sfilacciatura delle canne di canapa. I filati, dopo alcune lavorazioni, erano destinati a diventare corde di spessore diverso, che venivano poi vendute al mercato. Ancora oggi a Tiene si trova l'antica corderia Verona, le cui radici risalgono ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia. Questo luogo rappresenta una rarità, poiché al tempo la produzione delle corde era riservata esclusivamente a Venezia e al suo arsenale. In centro a Tiene si trova la villa Porto Colleoni. All'interno erano presenti delle scuderie, dove venivano allevati i cavalli che venivano venduti al mercato e alle fiere. Inoltre, grazie all'acqua della roggia, si produceva una mercanzia per cui Tiene era conosciuta in tutta Europa, la seta. A Tiene il mercato degli animali si svolgeva in diverse piazze cittadine, mentre le due fiere annuali si tenevano prevalentemente nella zona detta Bosco. Qui, nel 1937, si pensò di costruire il foro boario, cioè una struttura specifica per la vendita del bestiame. Dagli anni 40 i prezzi di alcuni prodotti sono fissati dalla Borsa di Tiene, nata dall'esigenza di alcuni commercianti di dare una sede più consona alle trattative. Nel corso del tempo la Borsa di Tiene ha raggiunto una tale importanza da fissare valori su scala nazionale. Adesso che so tutto sul passato e sul presente del mercato, mi chiedo cosa ci riservi il futuro. Un esempio di mercato del futuro potrebbe essere Mega Hub. E che cos'è? Mega Hub è un luogo che intreccia tradizione e innovazione lavorativa. Una delle prime idee è stata quella del coworking, la condivisione di spazi di lavoro per persone che hanno idee da realizzare ma non gli strumenti per farlo.